Cristo Signor, ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signor. Dal diario di Santa Suor Faustina Kowalska. Ogni volta che senti l'orologio battere le 3, ricordati di immergerti tutta nella mia misericordia, adorandola ed esaltandola. Invoca la sua onnipotenza per il mondo intero e specialmente per i poveri peccatori, poiché fu in quell'ora che venne spalancata per ogni anima. Signore Gesù, presente in mezzo a noi nel sacramento della Santissima Eucaristia, ti affidiamo oggi la Santa Chiesa, il Papa, i sacerdoti. Questo giorno di giovedì vogliamo pregare per le sante nuove vocazioni al sacerdozio, alla vita religiosa. Preghiamo per la pace nel mondo, pace tra gli uomini, pace nei nostri cuori. Ti affidiamo i pellegrini che giungono al santuario di San Michele, coloro che ora si uniscono in questo momento di adorazione, sia in presenza che tramite il collegamento streaming e anche il canale televisivo TV Padre Pio. Signore, esaudisci tutte le nostre intenzioni, le preghiere che portiamo nei cuori, secondo la tua santa volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesa agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, 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 per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Atto di consacrazione alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio, uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù,
come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. San Giovanni Paolo II. Santa Suor Faustina. Prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Jesu fam tobie, Jesu fam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù fam tobie, Gesù fam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Sia lodato e ringraziato il momento. Divinissimo Sacramento, Sia lodato e ringraziato il momento. il Santissimo e Divinissimo Sacramento, Sia lodato e ringraziato il momento. il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore Gesù, oggi, in questo giovedì, ti vogliamo chiedere la grazia, il dono delle nuove sante vocazioni al sacerdozio, alla vita religiosa. Nel Vangelo ci inviti a pregare il Padre perché mandi operai nella sua messe. Signore, di fronte alla scarsità di vocazioni, al bisogno urgente di pastori santi, ci inginocchiamo davanti a te, presente nell'Eucaristia, per affidarti questa intenzione. Dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Signore Gesù, concedici questa grazia. Concedi questa grazia alle nostre famiglie, alle nostre comunità, al nostro Paese, a tutto il mondo. Chiama, Signore, giovani generosi a seguirti nella via sacerdotale e religiosa. Dona alla tua Chiesa pastori secondo il tuo cuore. Sostieni con il tuo spirito chi già ha risposto alla chiamata. Signore Gesù, buon pastore,
Guarda con amore alla tua Chiesa, manda nuove vocazioni, suscita nei cuori il desiderio di donarsi totalmente a te. Fa che non manchino mai sacerdoti consacrati santi che annuncino con coraggio il Vangelo, la tua misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sempre nei secoli dei secoli. Amen. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine.
Nel silenzio adorante ci uniamo, Signore, al giovane Samuele dell'Antico Testamento che nella notte ha riconosciuto la tua voce. Ti chiediamo che molti giovani possano ascoltare e accogliere la tua chiamata con fede, con coraggio, come Samuele. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Ti preghiamo, Signore, per le famiglie, affinché siano terreno fertile per vocazioni, per i seminaristi, novizi e novizie in formazione, per le comunità religiose in difficoltà vocazionale. Vogliamo pregare, Signore, per le nuove vocazioni. Dobbiamo pregare per le nuove vocazioni sacerdotali religiosi, perché la Chiesa ha bisogno di pastori. Solo con nuovi sacerdoti consacrati la Chiesa può continuare a vivere, annunciare il Vangelo, celebrare i sacramenti, guidare il popolo di Dio. Dobbiamo pregare per le nuove vocazioni, perché tu, Signore stesso, lo chiedi nella Scrittura. Pregate il Signore della Messe perché mandi operai. Dobbiamo pregare per le nuove vocazioni perché molte comunità sono senza sacerdoti. In tante parti del mondo, anche in Italia, mancano sacerdoti per confessare, celebrare l'Eucaristia, guidare le comunità. Vogliamo pregare per le nuove vocazioni perché le vocazioni sono un dono di Dio che non si producono ma si ricevono con la preghiera e con l'ascolto. E vogliamo pregare perché i giovani hanno bisogno di luce per discernere. La società propone oggi molte strade, ma spesso manca il coraggio e il silenzio per ascoltare la tua voce, Signore. E vogliamo pregare, Signore, per le nuove sante vocazioni, per sostenere chi è già nella formazione, chi è nel ministero, i seminaristi, i novizi, i sacerdoti, i consacrati hanno bisogno di preghiera per perseverare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pane di vita del cielo, divino mistero d'amore. Vieni, discendi nel cuore, Gesù mio
dolce Signore, sii tu il mio sostegno, resta per sempre con me. Se l'avvenire sembra oscuro, nulla con te temerò. Cibo e bevanda di vita, io t'amo, t'amo Gesù. Io t'amo, t'amo Gesù. O Dio, che parli al cuore dell'uomo, fa che molti giovani si aprano alla tua voce e scelgano di seguirti nella via del sacerdozio della vita consacrata. Sostienili con la tua grazia e rendi le nostre comunità accoglienti missionarie. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum novo cedatri tui, prestet fides supplementum sanctum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto, Benedetto il suo santo nome. benedetto il suo
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. O vivo pan del cielo, gran sacramento.
Preghiera ai santi Proto e Giacinto martiri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O gloriosi santi Proto e Giacinto, voi che avete dato la vostra vita per amore di Cristo e non avete temuto il martirio, intercedete per noi presso il Signore. Con la vostra fedeltà e il vostro coraggio avete testimoniato la verità della fede anche a costo della vita, insegnandoci che l'amore per Dio è più forte di qualsiasi sofferenza. Vi preghiamo, aiutateci a rimanere saldi nella fede, a non cedere alle tentazioni e a perseverare nelle difficoltà della vita, mantenendo sempre viva la speranza e la fiducia nel Signore. Come voi, anche noi desideriamo essere testimoni coraggiosi del Vangelo, vivendo con amore, giustizia e carità ogni giorno della nostra esistenza. Santi Proto e Giacinto, pregate per noi e per coloro che soffrono, affinché possano trovare conforto nella grazia di Dio e proseguire il cammino verso la santità. Amen. Santi Proto e Giacinto martiri, pregate per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio dolcissimo Divin Salvatore Gesù, io ti offro quest'ora, durante la quale, in unione con tutti i miei fratelli, desidero amarti, glorificarti e consolare il tuo adorabile cuore con il mio amore. Accetta a questo fine i miei pensieri, le parole, le azioni, le pene e soprattutto il mio cuore che ti dono senza riserva, perché lo consumi nel fuoco del tuo divino amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.